si preannuncia una fantastica gara. Benvenuti al Gran Premio d'Australia. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, siamo su Formula 1 2015 per PC finalmente, tutto a cannone, tutto al massimo. Allora ragazzi, ci facciamo questa velocissima gara per far vedere un secondo il gioco e poi nel prossimo video partiamo con la carriera comendiana che anche se non c'è, perché sappiamo che non possiamo mettere la scritta commenda veneziano sul pilota, ma sinceramente chi se ne frega, mi farò la carriera io, quindi al posto magari del pilota vero ci sarà veneziano nell'immaginazione di tutti noi. Pensavo di partire con la McLaren, con Jenson Button, quindi non con Jenson Button ma con Veneziano, e risollevare un po' la scuderia inglese che veramente è messa molto molto male. Non ho fatto le qualifiche, non ho fatto niente, purtroppo manca il safety car e questa è veramente una brutta cosa, però insomma pazienza e non vedo l'ora di avere le mod per avere i danni più reali e la livrea della Williams perfetta. Adesso siamo con Alfonsino, così proviamo la McLaren e niente ragazzi, facciamo sti 3 giri. Il gioco è veramente bello, la grafica è mostruosa, la giocabilità è molto migliorata. Peccato per la safety car, ma vabbè, pazienza. E penso che farò la stagione, il campionato del mondo con 50%. Adesso comunque insomma dici ragione che cerco di capire insomma cosa fare perché in realtà ehm, 50% su tutte le gare è un po' lunga, devo tagliare tanto e capire un po' come fare, però insomma questa è la mia idea. Vabbè raga, vai Fioi, andiamo con la miscela obesa. Ho scelto la McLaren per la carriera proprio perché voglio risollevare la McLaren Honda, quindi penso di fare 2 stagioni alla McLaren, vediamo. Più stagioni, chiaramente se voglio fare tante stagioni non posso fare il 50%, mamma mia. Bandiera gialla. Che bella la miscela grassa però. Mi esalta un po' la miscela grassa. La miscela obesa. Tipica miscela comendiana. E vai. Vai Alfonso. È la prima gara che faccio un po' di pietà perché farò cagare. Ecco. E cominciamo con i tagli curva. Stai calmo. Come relax, come relax. Penso che in carriera non ci sarà la traiettoria ideale. Speriamo che arrivino presto le mod. Soprattutto per la livrea della Williams che mi fa cagare. Sapete che il Cume ha bisogno delle mod. Peccato veramente per la safety car, non capisco questa scelta. Avevano detto che c'era addirittura la virtual safety car. Boh. Vabbè. Tipici vaneggi comendiani. Mamma mia, sto prendendo le bombe, siamo in difficoltà esperto e sto prendendo le bombe. 15esimi siamo. Perché con la McLaren non è che posso aspirare a posizioni molto favorevoli. Però... Great job. No, niente, proprio great cazzo proprio. Vedo fare anche le qualifiche però, E non le ho fatte stavolta. Comunque la grafica è veramente migliorata, secondo me. Mamma mia. E arriva il sorpasso di Alfonsino. Comunque è bella anche l'idea delle scene televisive, queste cose qua ci volevano proprio. Ripeto, con la safety car e la modalità carriera, ma fatta non come gli ultimi Formula 1, ma fatta seria, come ricreando l'alter ego uguale a te, come qua ci sono i piloti veri con le facce vere, quello sarebbe stato bello, sì, però vabbè dai. Diamo fiducia alla Codemasters. Sì, però vorrei dare fiducia anche alla veneziana, mamma mia. Sarà una carriera bella tosta con l'inizio McLaren, Vai, come devi pompare però. Penso che metterò 25% però. Eh. Ok, no. Ok, negli altri Formula 1 potevo tagliarla un po' quelle, mentre adesso no. Sono Alex. Che bello, c'è Alex.
Scusate ragazzi. Il bello della diretta. Eccola là. Ma Dio santo. Così. Così vediamo un po' anche gli incidenti. Andiamo ai box, vediamo un po' i box. Sì, in realtà non si è ritirato nessuno. Ma va bene. Ok, vediamo i box. Come sono fatti. Ok. Buono. Ok, stronzo. Adesso esco. Bene, siamo ultimi. Va bene, insomma, adesso qua ha fatto una fatalità, ha avuto anche l'interferenza qua cumendiana. Vediamo le altre camere. Questa è bella, però è un po' complicata, però è molto bella. Questa è la classica, l'esterna. Questa è quella impossibile che mi piacerebbe usare, ma io veramente già faccio cagare con questa, è veramente impossibile. E questa dai, è la super classicona. Qua abbiamo le info. Invece abbiamo le solite cose. Carico dinamico, bilanciamento freni, gomme, carburante. Comunque ecco il vincitore Nicolino. C'è da dire comunque che la grafica del contachilometri, delle classifiche, tutto è fatto, è migliore sicuramente, più elegante, è più bello da vedere, ecco. Chiaramente è tardissimo, ti sto registrando a un'ora improponibile, non ve lo dico neanche, per fortuna sono ancora in ferie. E niente ragazzi, finiamo alla grande. Abbiamo visto anche nei box, qualche incidente, non ci sono stati ritiri perché i danni sono non estremi, infatti ho bisogno assolutamente della mod. Bandiera a scacchis. Ok, buono, andata bene. Un buon 20° posto ci sta. Ok, eccolo qua, Alonso, molto felice, lo vediamo, che si gasa, eccolo qua, ciao Alfonsino. Ciao. Ok, fatto anche lo screenshot, ciao. La Mercedes nella gara di oggi, Niki Lauda ha ragione a definirla una delle migliori prestazioni della stagione. Ma chi è sto gay che sta... che è sto qua che parla, ragazzi, la voce alla Malgioglio. Vabbè, raga, un saluto dal comandante veneziano, dal prossimo video si parte a bomba con la carriera comendiana. Si parte in McLaren Honda, l'obiettivo è riportare la McLaren ai fasti di un tempo. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!